A Minerbe, in provincia di Verona, nella centrale via Roma, si trova il Palazzo Bighignato, eretto nel 1705 da Gasparo Bighignato, notaio, perito ed ingegnere della città di Verona. L'edificio è caratterizzato da un alto portale centrale affiancato da doppie lesene in stile composito che sorreggono una trabeazione a dentelli e sopra un frontale con una dedica in latino In Dei Solius Honorem et Locit Decus, in onore all'unico Dio e al decoro del paese. Sopra il frontale si trova un timpano sostenuto da due volute. In mezzo al timpano emerge una statua di figura femminile con in mano un compasso e un astrolabio. Il monumentale portale tardo barocco unisce idealmente due corpi di fabbrica lineari simili, costituiti da un piano terra, già nel progetto originario da adibire a botteghe, un primo piano nobile con finestre a volta e una soffitta. Sul tetto emergono dei pinnacoli mattoni, alcuni dei quali destinati a camini. Il portale centrale, forse un tempo, conduceva ad un cortile e ad un giardino interno. Ora invece è limitato da un insieme di piccole adiacenze costruite già nel XIX secolo con la frammentazione della proprietà del palazzo. Gasparo Bighignato, che tra i suoi interessi annoverava anche l'architettura, nell'intervento sulle sue proprietà di Minerbe decise di collegare tra loro con una monumentale facciata costruzioni già esistenti e utilizzate a botteghe al piano terra, ricavando al primo piano, a destra e a sinistra del portale, due distinte abitazioni per lui e il fratello Giuseppe. Gasparo Bighignato nacque a Minerbe nel 1655 e fu notaio, perito ingegnere e cartografo. Studiò disegno presso i pittori Voltolina e Brunati, dove apprese la tecnica della rappresentazione tridimensionale che gli consentì di realizzare splendide visioni prospettiche dei luoghi. Iniziò la sua attività come notaio nel 1674 ed in seguito fu eletto perito straordinario del magistrato veneto sopra i beni inculti. Nel 1693 divenne primo ingegnere della città di Verona. Oltre alle mappe eseguite come perito ed ingegnere pubblico della città di Verona, ne eseguì molte altre per le famiglie nobili che detenevano vaste proprietà fondiarie nel territorio. I suoi precisi lavori di rappresentazione cartografica influenzarono tutti i cartografi del XVIII secolo, ad iniziare dai suoi aiutanti, come Michelangelo Cornale e Lodovico Perini. Pure lui notaio, ingegnere e perito del magistrato sopra i beni comunali di Verona. L'esperienza pratica e la conoscenza dei luoghi faceva del Bighignato uno degli esperti più accreditati non solo per i problemi legati al fiume Adige, ma anche per quelli relativi agli altri corsi d'acqua del territorio veronese. Morì a Verona nel 1728.